Signore e signori, buonasera, benvenuti al nuovo appuntamento eccezionalmente in posticipo causa rally di Bassano ieri con l'hockey di Serie 1. Si affrontano qui al Palasport di Cadolfin Bassano e Viareggio, formazioni rinnovate rispetto alla scorsa stagione. Bassano rinnovatissimo e la diamo subito la formazione dei giallorossi. Giocheranno in porta, ci sarà ovviamente il neo portiere acquistato dal Tiene, cioè Davide Pertecato col numero 28 Pertecato, e invece gli esterni sono Mattia Milani col 5, Mattia Baggio col 7, Davide Pieroli con l'8, lo spagnolo Roc Lisa col numero 9, poi Andrea Poli col numero 13, Alessandro Tognolo col 23. Abbiamo detto appunto di Davide Pertecato, Victor Crespo col numero 30 e Cesar Candanedo a completare la troica spagnola col numero 75, portiere di scorta è Davide Merlo col numero 30. Il coach, anche questo nuovo, è stato a Bassano da giocatore, ci torna adesso da allenatore dopo 21 anni, Gaetano Marozin. Detto che gli arbitri sono Ugeri di Lodi e di Domenico di Modena, diamo innanzitutto il benvenuto a Fausto Postan che darà anche la formazione del Viareggio. Ciao Vincenzo, buonasera a chi ci ascolta. Il CDC Viareggio schiera il numero 26 Elia Cinquini, il 29 Geppi Selva, il numero 11 Romeo Danna, il numero 99 Nicolò Cucciarelli, il numero 9 Samuele Muglia, il numero 79 Massimo Cardella, il numero 7 Fernando Montigel, il numero 77 Liam Rosi. Per quanto riguarda gli estremi difensori sono Emiliano Torre e Leo Barozzi, numero 10, che è tra l'altro uno dei due estremi difensori della nazionale italiana. E allora con questa formazione abbiamo detto poi tutti gli inseriti in lista. Bassano chiaramente sa benissimo che non è favorito contro la formazione finalista dello scorso campionato, formazione che ricordo che in sede di vigilie, di previsione avevo messo, per così dire, un gradino sotto la stagione ancora precedente, poi mi ero preso anche dei gran nomi via social, poi è accaduto che in regular season non avevo sbagliato di tanto, una posizione non di più. Poi i playoff del CGC sono stati semplicemente monumentali, allora con un playoff del genere poi la formazione bianconera è approdata meritatamente in finale, non solo è approdata in finalissima, ma poi ha animato una finale scudetto da 1001 notte, cedendo proprio all'ultimo tuffo con i rivali storici del Forte dei Marmi, quindi una grande stagione per Viareggio che ha cambiato parecchi interpreti, anche se ci sono stati dei ritorni graditi come Samuele Mugli, un giocatore per il quale io stravedo da una vita, un giocatore che secondo me è fortissimo, che può inventarsi un gol in ogni momento e anche può entrare da subentrante e spaccare in due la partita o tracciare il solco. Fausto, per quanto riguarda il Bassano abbiamo detto che ci sono diversi giocatori nuovi, Candenedo perno difensivo e leader di retroguardia, Roc Lisa a cercare la finalizzazione, altro giovane emergente, un delantero di Reber di Spagna di grande prospettiva e di concretezza, insieme a Crespo che ha fatto bene. Poi Pirogli e Pertegato via Tiene, giocatori che puntellano la rosa, e i giovani della dispensa di casa con Poli e Tognolo rientrati alla base e Marozin che vuole nelle idee, nella sua testa, provare a costruire una squadra arrembante che corra, che sappia cercare di coinvolgere la gente del palazzo, non solo la curva, e possa riportare entusiasmo in città, anche se l'obiettivo è dichiarato salvezza, strizzare l'occhio ai playoff se gira giusta, ma soprattutto portare a casa la pelle. Fausto. Assolutamente. Permettimi prima di entrare in cronaca il ricordo di un caro amico, tra l'altro appassionato di hockey e grande allenatore del settore giovanili di calcio di Vicenza, Franco Negrin, che abbiamo purtroppo accompagnato all'ultimo viaggio ieri. Era un appassionato tifoso sandricense, gli piaceva questo sport e permettimi un brevissimo ricordo. Per quanto riguarda le prospettive tecnico-tattiche di Bassano, sicuramente c'è un cambiamento rispetto alla gestione dello scorso anno, un cambiamento
fondato su quelli che sono il credo, che è il credo di Gaetano Marozin, quindi un hockey intenso, un hockey dove non ci si risparmiano le energie, si spende tutto, si dà tutto per la maglia, cercando di accattivarsi le simpatie del pubblico, e la mission è questa, speriamo che ci riesca di cuore. È ovvio che l'inizio di campionato è difficile come calendario, però la verità è che già i risultati di ieri sera lo dicono, che in A1 non c'è nulla di scontato, ed è il bello di questa disciplina. Per quanto riguarda gli avversari, Viareggio fa una cosa, riporta i viareggini ancora di più nel proprio roster, 8 su 10, e vuole provare magari a rifare quello che è stato di fatto un miracolo, quello che ha portato lo scorso anno ad andare a gara 5 e a giocarsi lo scudetto. A ripartire con un nuovo ciclo. Viareggio raramente canna queste situazioni perché è bravissima a rilanciare e ricostruire squadre sempre competitive con un nuovo ciclo. Intanto visto che era quotato a nulla la mise e l'abito di Marozin in giacca e cravatta, insomma l'idea di Marozin comunque non so la squadra, ma cerca sempre di essere l'allenatore più elegante del campionato. Chiaramente stiamo sorridendo anche se questa è una realtà. Qualche anno fa era una raccomandazione, all'epoca Mamma Rai riprendeva questo sport, è vero. E c'era la raccomandazione giacca ai tecnici di giacca e cravatta. Gaetano non ne aveva bisogno, perché lo fa di sistema. Tra l'altro lui lo usa come pigiama, giacca e cravatta, comunque al di là delle battute è veramente elegantissimo. Adesso andiamo con gli starting 5. Bassano schiera appunto Pertegati in porta, poi gli esterni sono Candanedo, Crespo, Roclise e Piroli. Per quanto riguarda Viareggio, con Barozzi in porta, ti lascio te che è la formazione Cinquini, Elia Cinquini, Geppi Selva, Samuele Muglia, Fernando Montigelle e ovviamente fra i pali Leonardo Barozzi. Va detto che Bassano ha avuto il consueto precampionato pieno zeppo di guai, una costante direi dell'ultimo lustro almeno, sempre guai fisici, ma ha recuperato al pelissimo tutti quanti, aveva almeno 3 infortuni di livello. C'è il portiere Pertegato, attenzione, Pertegato con un stiramento all'inguine che ha recuperato anche lui in extremis, addirittura oggi è rientrato, ha smaltito il malano, che poi tanto malano non era, c'è una microfrattura a una mano. Cesar Candanedo è protetta da un tutore. E attenzione, la conclusione di Piroli, momento di attacco per quanto riguarda Viareggio, che prova la conclusione dalla media distanza, respinge la difesa giallorossa. Dicevamo il terzo acciaccato era Mattia Milani, anche lui con un malanno fisico, però ieri ci ha assicurato che era tutto a posto, e quindi anche se con meno allenamenti delle gambe questi 3 ragazzi sono sicuramente del match e ne aveva bisogno senz'altro Marozin. Attenzione, si sta difendendo il Piroli che era sotto la pressione di Montigel. Piroli è una notazione a margine, tifosissimo della Lazio, ma questa è una cosa a parte per via del nonno laziale. Andiamo adesso con Samuele Muglia, messo appunto nel quintetto di partenza da Francesco Dolce, anche lui ex di passata a Bassano quasi un ventennio fa, faceva un mare di gol. Attenzione, gran conclusione proprio di Muglia, poi ancora ci prova dalla lunga Montigel e respinge Pertegato, Cinquini, chiedo scusa. Direi una partenza comunque vibrante da tutte e due le squadre, che non si mettono certo a fare canovacci, diciamo legacci tattici o tatticismi appunto fuori luogo, perché si prova a giocarsela a viso aperto con grande temperamento e grande smalto, che poi è quello che appassiona il pubblico. Fausto. Sì, il Bassano vedi che fa una difesa molto alta e quindi si adegua a quello che è stato il leitmotiv delle ultime 2 stagioni. Tutte quante le squadre cercano di pressare, cercano di opporre intensità alle giocate avversarie, non dare troppo tempo per le scelte dei portatori di palla avversari. Lo fa anche Viareggio dal suo punto di vista. E finora un paio di conclusioni, Davide Pertegato subito reattivo, ed è importante. Molto tonica anche per lui, comunque si presenta al cospetto appunto di una nuova realtà, per quanto abbia già masticato la una. Attenzione, c'è il gol.
il gol. Vitor Crespo la sblocca subito. Crespo da dietro porta trova la giocata vincente, minuti 2:07, una piccola magata di Crespo da dietro porta, è stato un furetto, lui che proprio non è un ragazzino agilissimo, è riuscito a prendere sul tempo Barozzi, che non è certo l'ultimo arrivato, tutt'altro. Vitor è uno dei giocatori sicuramente più in forma di questa pre-season di Bassano, se non ha avuto problemi fisici, è stato a posto, esatto, questo conta altri. Tantissimo. Gaetano gli ha cambiato la posizione in pista, è uno che parte da lontano, comporre la linea difensiva, se vogliamo parlare così, anche con Davide Piroli che torna a giocare, mentre Rock Lisa è più il terminale offensivo. Certo, infatti l'idea era quella, Rock Lisa alla finalizzazione. Però sai, il vizio del gol Vitor non l'ha mai perso, certo. quindi questa sera ce ne ha dato subito dimostrazione, ce n'era bisogno. Sì, poi dopo c'è anche la garanzia di avere dietro uno come Cesar Candanedo che la sa lunga, è un giocatore, viene dalla Lista Brava, un asturiano, ha fatto la finalissima, anzi ha vinto la Europa CERS e quindi la Coppa Europa CERS, e quindi il giocatore anche di qualità, attenzione, per Legano si arrivi la giocata tipica di Samuele Muglia, cerca la deviazione sulla conclusione da lontano, in questo caso di Elia Cinquini, sono cose che fanno da quando sono bambini. Esatto, e quindi sono abituati in questo. Adesso prova a portare sfera proprio Bassano e con Crespo che chiama in causa Cesar Candanedo. Candanedo quando è arrivato ha speso parole da leader vero e quindi è un giocatore su cui la società e il coach Marzini fa grande affidamento. Botta da fuori proprio di Candanedo in qualche maniera. Intensità alta al match da parte di Bassano, ritmi alti, non ci si risparmia, si va a cercare la conclusione e comunque non si vogliono dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Certo. Si tratta di capire quanto Bassano riesce a tenere questo ritmo. Per quanto riguarda la preparazione atletica però c'è un marchio di garanzia, che è certo signor Alessandro Dal Monte. Alessandro Dal Monte, preparatore atletico non solo del Bassano Hockey ma anche del Calcio Vicenza, ma soprattutto ai tempi del Bassano Calcio è stato eletto miglior preparatore atletico di tutta la Serie C a Coverciano, quindi il premio non rilasciato dalla sua salumeria giù all'angolo, e quindi no, è chiaro che li fa marciare. Sentivo qualcuno dei ragazzi, hanno detto un allenamento di Dal Monte ne vale 2 se non 3 di qualche altro, proprio perché mette tanta benzina nelle gambe, però siamo sempre all'inizio, quindi si tratta di vedere quanto potranno tenere botta i giallorossi. Adesso c'è una pallina persa, attenzione, c'è Giappi Selva, gran gol da Califfo, gran gol di Giappi Selva, niente da dire. La persa di Candanedo è stata sanguinosa e adesso Selva al minuto 3:57 ha impattato, è un giocatore che sotto porta fa la differenza. Non puoi certo giocare l'1 contro 1 a metà campo, addirittura da fermi è sanguinoso, una giocata che noi che alleniamo le giovanili ci arrabbiamo, però può capitare, soprattutto se, come sta accadendo, le squadre alzano le difese. Ci sta. Quello che sta succedendo in questa faceta di gioco. E adesso Viareggio si riporta, anzi non si riporta sotto perché c'è un malinteso proprio con i compagni, c'è anche un primo time out in pista chiamato da Bassano, ci vuole ragionare un po' su dopo questa pallina persa. Tra l'altro nel Viareggio si è chiamato fuori quest'estate Palagi, che è un giocatore simbolo del CGC, ha preferito farsi da parte. È apprezzabile una cosa, che ha scelto di farsi da parte, io spero sempre che non sia mai una scelta definitiva perché aveva ancora tanto da dire, dopodiché è apprezzabile che sia fatto da parte ancora quando era in parabola ascendente, non certo quando stava perdendo i pezzi o quando si strascinava in pista, anzi insomma era ancora a pieno regime. Poi vabbè, ci sta che subentrino anche altre priorità nella vita non solo sportiva di un uomo, e quindi va bene così. Chiaro che per Viareggio è una perdita non tanto e non solo in pista quanto proprio in spogliatoio, un giocatore di quel carisma, insomma sono quelle situazioni che devi sapere anche gestire e sostituire così. Sì, il Viareggio ha ovviato a questa perdita importante di una persona, tra l'altro di immagine, che è una persona positiva per il mondo degli hockey, Nicola Palagi, e inserendo comunque ragazzi del vivaio di primo ordine con dei ritorni importanti come Romeo Danna e Elia Cinquini. Sì. E poi c'è il ragazzo Stoccardella che
nazionale Under 17, che è sicuramente un prospetto di valore. Sì, ne parlano tutti un gran bene di Cardella, e tra l'altro è un 2004. Esatto, quindi un ragazzino razzente che ha già prospettive davanti a sé, quindi sicuramente un futuribile e fa bene Viareggio a investire. Tra l'altro c'è una discreta componente anche di ultra viareggini ci sta, è anche giusto, perché poi Viareggio ha avuto una stagione sportiva ultima abbastanza movimentata, la squadra di calcio locale non è stata iscritta alla Serie D, ci sono state polemiche, e quindi a questo punto più che mai il CGC è la realtà di riferimento della città, insomma, e quindi è chiaro che sono quelle situazioni che poi ci si lega ancora di più a un club di tradizione e storia come quello versigliese. Intanto recupero di Piroli. Piroli recupera, richiama in causa Candanedo, che deve farsi probabilmente perdonare l'errore di partenza. Sta provando, ci prova adesso, anche se forse tra l'altro sulla voce falli è ancora 0 falli, quindi partita per il momento corretta, se la si gioca a viso aperto come si diceva all'inizio. Ancora possesso per Viareggio, si muove nella fattispecie Giappi Selva. Giappi Selva è sicuramente un giocatore che può dare un'impronta al faro della squadra. Primo fallo della partita lo commette Candanedo. 1-1, ricordiamo le reti di Crespo e Giappi Selva, due catalani, tanto per cambiare. Esatto, ormai è una prassi o costante. Sì. Vedi la pressione alta di Bassano, comunque Viareggio non si fa irretire, ha i giocatori con l'esperienza sufficiente. Piccolo problema per Piroli, contrasto fortuito con Giappi Selva. Si ripartirà ancora Candanedo per Crespo per Piroli. Bella partita. Partita sicuramente aperta, si presta a 1000 interpretazioni, anche perché per il momento proprio non ci sono briglie e gabbie tattiche, questo aiuta molto. Seguiamo adesso proprio l'azione di Piroli. Piroli prova a farsi largo, attenzione. Piroli è una grande tecnica individuale, di precisamente. Non ha problemi se deve stampare in faccia un dribbling, chiunque si pari davanti, gli si pari davanti. Sei ispirato, può veramente far male. Sì. Seguiamo Candanedo e Crespo sulla palla. Prova a farsi largo Rock Lisa in mezzo. Sì, non è ancora entrato in partita, perché infatti non ha trovato l'occasione. Infatti la difesa viareggina non riesce a trovare lo spazio. È vero. E vediamo adesso la controffensiva viareggina, prova ad andare in pressing. Candanedo sta per rubare pallina. Attenzione. Possibilità, attenzione, possibilità, poi perde l'attimo su un rimbalzo falso. Attenzione di Acquini, la conclusione. Ci sono comunque ampi spazi. Sì. Meno per Rock Lisa, per tutti gli altri ci sono 9 giocatori che hanno spazio e uno che infatti è marcato a vista, insomma è come se fosse un ragazzo che speciale. ha la capacità di accedersi un anno. Vero. Eccolo, infatti. Prova la conclusione, poi viene murata. Vediamo la filosofia di entrambe le squadre. Persa palla, subito la ricerca, la possibilità di recupero immediato. Poi, esatto. E adesso vediamo, appunto, si muove Samuele Muglia, che ha lasciato comunque un buon ricordo da queste parti a Breganze lo scorso anno, direi, appunto. Quindi un ricordo vivido. Potenziale 4 contro 3, attenzione Raccolisa, eccolo. Piroli lì ha voluto alzarla e la traversa. Conclusione traversa di Rock Lisa, che infatti maledice il destino. Si è acceso e si è imbestialito, perché ha preso traversa piena sulla girata dopo una mischia sotto porta. 16:51 da giocare, quindi 9 minuti neanche estremamente vibranti. La curiosità che fino ad oggi, poi bisogna vedere le altre due gare con Reggio Follonica e Trissino Sardana,
tutte le squadre che hanno vinto hanno segnato 5 gol. Una cosa, sì, una cosa abbastanza insolita, ma non tanto che facciano 5 gol, ma quanto che tutte quante abbiano segnato 5 reti, e quindi insomma è una cosa che per gli statistici ha un peso. Le giocheranno il Super Enalotto. Ah, chiaro. Qua non so se arriveremo a 5 gol, ma la partenza è stata sicuramente incoraggiante, direi. Comunque la mano di Marozin si vede. Sì, ha cercato di dare grande energia, grande spinta e anche l'entusiasmo, un ambiente che ne aveva bisogno, perché Bassano vedere un'estate di quelle mica facili. Esatto, l'entusiasmo si vede, si chiede poi una squadra che dia sempre l'anima. Adesso c'è il time out e Francesco Dolce che prova a dare 2 dritte ai suoi, 15:53 da giocare, 1-1 le reti di Crespo e Geppi Selva. La differenza è che magari quella di Crespo è stato un guizzo, un lampo sotto rete, quella di Geppi Selva è stata un po' favorita da un errore rivedibile di Candanedo, ma insomma comunque tutto sommato il pari non fa una grinza, è giusto fino a per quanto visto sinora. Più che altro ecco la curiosità di giocare alle 18 ancora a settembre di domenica con la luce fuori fa un certo effetto. Qua non si è abituati. Per chi ancora non lo sapesse, confermiamo che Bassano tutte le gare interne salvo questa le giocherà al sabato alle 20:45 nell'orario classico. Ha avuto la tentazione in estate di cambiare orario e puntare tipo alle 18:30 della domenica, poi alla fine è prevalso la tradizione di giocare al sabato sera, perché è comunque l'orario dell'hockey e l'abitudine, senza andare a toccare le consuetudini della gente, si gioca il sabato come sempre. Questa è stata in via del tutto eccezionale. Cambi nel Viareggio, sono entrati i Rosi col 77, Liam Rosi e Romeo Danna con l'11, sono usciti Samuele Muglia, l'autore del momentaneo del pareggio dell'1-1 di Geppi Selva. Attenzione, c'è stato un tentativo di rubata proprio di Rock Lisa che si è andato vicino. Un blocco di un TGL, bravo Pertegato sulla ripartenza di Viareggio. Attenzione, qui invece l'altro blocco, esatto. lo fischiano a favore di Bassano. Sì. Di Domenico ha chiamato la punizione. Secondo fallo di Viareggio contro uno di Bassano. Di Domenico era piazzato benissimo, era a 1 metro, non ha avuto esitazioni. Vediamo adesso la punizione a 1 metro oltre il limite. Poco oltre il metro. Ci sono sulla sfera Candanedo, c'è anche Crespo, vediamo se sarà uno schema, un tiro da fuori, una botta a cercare di colpire Barozzi che è sempre più uomo simbolo di questo Viareggio, cresciuto in questa società, affermatosi in questa società, vincente in questa società, e anche in un momento magari più di, non dico ridimensionamento, di tentare di aprire attenzione a un nuovo ciclo, appunto di una pagina girata a livello agonistico. C'è sempre Barozzi come denominatore comune. Adesso ancora possesso di Bassano. Il primo momento che si è rallentato un po'. Sono stati minuti ad altissima intensità. Questi primi 10 sono stati fatti a tavoletta. Nel frattempo le rispettive curve danno una bella nota di colore, anche calore tutto sommato al palazzo. C'è poi un fallo ancora. Mattia Milani è pronto a entrare come se fosse il basket sarebbe il cubo dei cambi, invece è pronto a entrare alla balaustra. Il Torello Milani, che in realtà non è più un Torello, è il Jolly semmai, ma non è più un Torello perché nella parentesi di Vercelli era Torello fino a 2 anni fa, poi nella parentesi di Vercelli ha perso oltre 12 kg. Poi vedremo se questo gli hanno dato agilità o gli hanno tolto potenza, lo scopriremo adesso. Una bella combinazione di porta con quel di Candanedo che sta per bucare Barozzi, riportare in vantaggio Bassano. Una buona occasione costruita bene. Attenzione, possibilità, numero di Pertegato che non si è fatto il ritiro, assolutamente, non si è fatto
fulminare nell'1 contro 1, fa proseguire la coppia arbitrale dopo che Viareggio ha chiesto un fallo. Falli di Viareggio sono 3, sì. Attenzione Piroli. Conclusione fuori di poco. Ora Crespo, la botta da fuori. Peccato. Candanedo è andato a un passo dalla correzione, poi non si intende qua. Adesso chiaramente scatterà il possesso per Viareggio. 14-09, 1-1. Non si sono intesi Crespo e Candanedo. È entrato Mattia Milani. È uscito Rocco Lisa. Attenzione ancora, Milani recupera pallina. 3 contro 2. Sì. Ci ha provato Crespo, ma si è sdraiato, appunto, non ha lasciato Pertugio e neanche un filo d'aria sotto di sé. Buona ripartenza 3 contro 2 di Bassano. Decisamente. Stiamo avviando a metà del primo tempo. Certo. Direi il risultato giusto finora. Assolutamente, non fa una grinza, anche per numero di occasioni ci sta. Sono cambiate le modalità con cui sono arrivati i 2 gol, ma le occasioni sono certamente pari. Attenzione, prova adesso il contropiede, anche se 2 contro 3. Si prova Candanedo, reclama qualcosa, niente, al momento c'è un contatto, niente. Fallo di Bassano, è andata Bassano. bene. È andata bene, sì, perché c'è stato, sì, poteva scattare sul cartellino, sì. Sì, forse se Candanedo deve cercare di contenere, di arginarsi un po', perché lui ha tanta la slancio e magari la sua vista temperamentale in questi casi emerge più il lato sudamericano. Lui è, se non erro, ha un'origine venezuelana, potrei dire, vado a memoria, o addirittura peruviana. Comunque insomma è nato solo in Sud America, poi dopo si è formato in Spagna. Il match è sostanzialmente corretto, no, però le squadre non ci stanno a perdere, qualche colpo proibito, ma è frutto dell'alta intensità, certo, della velocità che stanno imprimendo, non c'è cattiveria assolutamente nei protagonisti. E adesso di nuovo possesso Viareggio che controlla la sfera. Ancora la formazione bianconera che cerca di trovare. Intanto reclamano un fallo di mano non ravvisato dagli arbitri da parte di Crespo. Cercava il filtrante prima Viareggio, non è riuscito a trovare poi gli avanti. Il ripiegamento di Vittor, che poi va bene, forse ha toccato anche la palla. Certo. Però ha operato una buona copertura difensiva nella circostanza. Qui vuole troppo. Sì. E far ripartire Viareggio è sempre pericoloso. Bravo Piroli a coprire. Bella l'accelerazione di Mattia Milani. Ha provato il break Mattia Milani e questa fa proprio queste accelerazioni a cui fa riferimento, fanno parte del suo bagaglio. Magari può sembrare apparentemente dormiente, anche se è sempre in perenne movimento. Poi la zampata, il graffio, il cambio di passo ce l'ha sempre Mattia Milani. Rientra Geppi Selva per Viareggio, esce Fernando Montigel. Incomincia ad allargare le rotazioni, ovviamente 6 finora dolce. I giocatori viareggini entrati in pista, 5 di Bassano. 12-17 in questo primo tempo, parità tra Bassano e Viareggio. Sporca il passaggio. Candanedo era opportuno perché stava salendo in diagonale Geppi Selva. Decisamente. Ancora Cinquini che è un cliente pericoloso, da lontano è uno che ha fatto tanto male. E qui c'è una magata di Davide Pertegato, su altrettanta magata di Romeo Danna. Attenzione ancora, Romeo Danna davanti alla porta, è il cliente pericoloso. Bassano lì è stato
poco reattivo sì, in fase nelle chiusure. Maggior tonicità. Poi Romeo Danna è un uomo sì, d'aria che sa vero, muoversi bene, sul livello di Samuele Muglia. Vediamo adesso la ripresa del gioco con la contesa. È più goleador, però Sì, le movenze da uomo d'aria di rigore Romeo Danna ce le ha proprio nel DNA. Recupera pallina, attenzione, Candanedo uno contro bravo. Peccato, aveva fatto una grande giocata. Era riuscito a sfondare la possibilità. Piroli. Mamma mia, per Bassano, scusate. Ci ha provato, ci ha provato Milani in tutte le maniere. Bravo Barozzi, che è rimasto in piedi, cioè non è seduto, non si è seduto in entrambe le cose, da un passo. Ancora Rocklisa dentro, è uscito Cesar Candanedo per Bassano. Diciamo che comunque se si voleva una squadra combattiva, per il momento Bassano assolutamente è così. Poi è chiaro che tra l'altro dopo Viareggio, ma già Viareggio è tostissima, ma il calendario è semplicemente rabbrividente per Bassano, perché ci sarà Forte dei Marmi, ci sarà Follonica che comunque è quotata qua in casa, e poi Lodi e insomma poi Braganza, il derby. Vabbè, insomma, comunque le prime 4 non voglio dire che siano proibitive, ma sono molto complicate. È pur vero che riuscire ad andare a punti in queste prime 4 giornate avrebbe un senso, sarebbe un'iniezione di autostima enorme. Chiaro. E Bassano per ora sta facendo quello che deve per provare ad andare a punti. Attenzione, possibilità. È stato bravissimo Piroli a fintare il tiro, a scaricare per Crespo. Gli è venuta una conclusione non piena, non ha preso benissimo nel tiro di rovescio Vittor. Era veramente un'invenzione di Davide Piroli, che ha messo Vittor Crespo a 2 passi dal possibile 2-1 per Bassano. Tra l'altro appunto Bassano forse è stato fin troppo lezioso, nel senso a cercare il compagno libero, bellissimo da vedere dal punto di vista da allenatore, credo sia bellissimo da vedere. Sì, ma sai, il portiere ti chiude sul palo, quindi riuscire a fintare è una buona soluzione. E comunque finora bravissimo anche Davide Pertegato. Assolutamente. I portieri sugli scudi. Chiaro. Seguiamo adesso l'assalto di Viareggio, peraltro un assalto molto ragionato, con possesso di palla, e con queste conclusioni da lontano a cercare la deviazione della punta. Prima era Samuele Muglia, ora è Romeo Danna, e qui c'è una signora conclusione e una signora parata. Sì, ci ha provato Vito Crespo, ha risposto presente. Subito Barozzi ha un problema, vediamo se è con la visiera forse. Sì. Deve averla presa sistemare. C'è un po' adesso di chiaramente va a chiedere l'ausilio della panchina per sistemare la protezione. 9:38 da giocare in questo primo tempo, ricordiamo 1-1 il punteggio in virtù delle reti peraltro rapide, perché al 2:07 ha segnato Crespo, che ha portato in vantaggio la formazione giallorossa, e al 3:57 la risposta più o meno immediata di Geppi Selva, che ha approfittato di un errore grossolano di Candanedo da ultimo uomo a centropista, una pallina persa, e Selva in contropiede non si è fatto pregare, non ha dato scampo a Pertegato. Uno sull'uno contro uno, lì è sentenza spesso, quindi non c'è poco da fare. Selva mi pare sia il tiratore prescelto quando ci sono i tiri diretti. Sì, tra l'altro, quindi è un giocatore che sa sempre come si fa a dare a bersaglio. Diciamo che se fosse capitato su un giovanottino meno esperto avevi delle speranze. Geppi Selva, Rosi qualche minuto dopo si è fatto sfregare da Davide Pertegato. Vero. Ripartenza velocissima di Bassano, la palla per Rocklisa, imprecisa. Ancora un recupero dell'uomo più in forma di Bassano, che è sicuramente Vittor Crespo, decisamente, e che invita i compagni a prendere ritmo, a girare assieme. Davvero capitano di quest'anno, ha preso il posto di Michele Panizzi. Certo, Crespo ha l'esperienza, il mestiere, la qualità per avere i galloni da capitano. Intanto c'è un contatto con Mattia Milani. 4 i falli di spalla di Viareggio. 4 contro 2, per ora si procede a ritmo
neanche troppo insistito sui falli. Una mano incredibile, Mattia. ha provato. Non ha seguito bene il movimento dietro a porta di Davide Piroli, l'aveva messo lì. Sì. Ci deve credere Mattia. Può essere l'uomo che spacca il match per Bassano. Decisamente. Intanto altro che Piroli si lamenta per un tocco per dietro un contatto porta di Barozzi. Teoricamente ha ragione. Sì, si poteva stare. Non se ne sono accorti i direttori di gara. Stanno facendo giocare. Secondo me fanno bene perché la partita è piacevole. È fluida. Piroli, galvanizzato dalla quaterna pomeridiana della Lazio, della sua Lazio al Genoa, sta giocando con delle marce in più. 8:04 da giocare in questo primo tempo, manovra al Viareggio, la conclusione da fuori. Geppi Selva ci ha provato comunque. Molto, attenzione, è l'assist per Rock Elisa. Bagarre sotto porta. Davide Piroli perde una palla che non doveva perdere perché Viareggio monetizza qualunque errore. Certo. Milani per Piroli. Rock Lisa prova a schiaccia, però letto dalla difesa viareggina. Nella fattispecie Fernando Montigè, il cliente è abbastanza scomodo. È uno che sa lunga, Montigè, decisamente. E adesso ancora Viareggio a orchestrare l'attacco, poi recupera la palla Bassano. Di nuovo Samuele Muglia. Rientra Muglia a dare appunto fiato e respiro agli avanti del CCC. Candanedo per Piroli intanto nel Bassano. Infatti, quindi cambio difensivo, stavolta va a prendere fiato Piroli e entra Candanedo. Gioco fischiato a Bassano. C'è fallo di squadra per Bassano, il terzo fallo contro il 4 di Viareggio. 6:38, time out chiamato da Viareggio. Ancora Francesco Dolce che vuole probabilmente parlare con i suoi e cerca maggiore incisività davanti, ora che pare aver perso un pizzico di mordente sotto porta il CGC. Direi match equilibrato, portieri sicuramente reattivi, ben diretto, nel senso che non c'è stata eccessiva pignoleria nelle fischiate, che fa bene. No, questo infatti aiuta. No, spettacolo gradevole. Secondo me Bassano quest'anno promette di produrre hockey di qualità. Ci prova con i limiti, perché è chiaro che non stiamo parlando di pezzi da 90, di quelli che si giocano cosiddetto al fanta hockey o fanta calcio, come li vuoi chiamare, però in realtà sono giocatori dotati di qualità tecniche sicuramente interessanti, che si sono inseriti bene, un bel gruppo, lavorano bene dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico. È indubbio. E devono cercare di far punti però, perché alla fine contano solo quelli. 6:38 da giocare in questo primo tempo, sempre 1-1 tra Viareggio e Bassano, un match molto equilibrato e assolutamente godibile. Due squadre che si stanno affrontando a viso aperto, a testa alta, si temono e si rispettano, e per il momento sta guadagnando il gioco, perché si dirà tutto nella prima giornata, balle, contano i punti alla prima giornata come all'ultima, e quindi attenzione. Adesso Bassano, la conclusione da fuori, aveva recuperato una bella palla Mattia Milani, l'ha servita a Raclisa, che non ha trovato la porta. Comunque buona reattività difensiva, attenzione qui. Numero Pertegato che gli ha coperto lo specchio in maniera mirabile, bravo Pertegato. E attenzione, perché Muglia non è un pivello nella circostanza, quindi bravo doppiamente Pertegato. Ci sono sia coach Marozin che Piroli che Pertegato. Attenzione Candanedo, recupera una prova a tirare una minella che se prende uno lo fa secco. Sul primo palo fuori di poco.
Comunque no, bene, insomma, sicuramente Candanedo ci mette grande spinta, prova a prendere un fallo che non ottiene Crespo. 5-23, ancora Milagni e Crespo, si fa vedere Rock Lisa in mezzo, poi è coperto Crespo. C'è qualcosa chiaramente da registrare tra gli automatismi offensivi di Bassano. Troppo spazio concesso a Samuele Muglia. Sì, e qua bisogna stringere le maglie. Bella per questa Muglia. ripartenza. Attenzione, tocco ravvicinato a una mano. Bella, il contropiede efficante, decisamente e veloce. bello, tra l'altro chiaramente certe combinazioni poi non lasciano indifferente il pubblico e scatta l'applauso, chiaramente il consenso. Poi ovviamente siamo al punto di prima, anzi al punto 1 dell'unico comma, cioè cercare di fare punti dappertutto senza guardare chi è l'avversario, perché quest'anno, lo ricordiamo Fausto, 20 minuti al termine sono 4:39. Lo ricordiamo Fausto che la fase, diciamo una sorta di play out, a me ricorda un po' la fase d'orologio del basket di una volta, che personalmente odiavo perché è una cosa che porta poco. Io avrei fatto i play out classici, però hanno deciso di dare lo stesso più sale e più pepe continuità, con magari evitando il modello degli altri scorsi di quella Federation Cup, sì, esatto, che magari non entusiasmava. Federation Cup quindi, era un'idea ibrida dal mio punto di vista che andava assolutamente modificata, e bisogna dare appunto spazio secondo me a tutti, anche per cercare una prodo salvezza che non sia magari condizionato sempre da un infortunio o da altro. È giusto dare che non sia episodica, ecco, una sentenza del campionato. E poi ci sta, è giusto ricercare qualche nuova forma. E soprattutto per rendere appassionante ogni gara, perché per evitare che le ultime gare di regular season in certi casi non siano prive di significato, così invece ha un senso. E come il campionato è qua, diciamo che la fase d'orologio poi può toccare tutte quante, il rischio della fase d'orologio fino all'ultimo, perché insomma si sta in ballo e in bilico credo fino all'ultima gara, insomma, tra diverse formazioni, salvo le più reputate. 3:27 intanto da giocare, c'è il Viareggio in attacco, poi su Muglia si oppone Pertegato, riparte subito Bassano con Candanedo, la botta da fuori, non è fortunato Candanedo, che prova a legnare in maniera costante ogni volta che entra in area. Altra schiaccia di Samuele Muglia che manca il tap-in. Ci ha provato, ha fatto qua era una giocata, se riusciva Candanedo vellutata. Però Bassano deve registrare i passaggi. Sì, perché un po' sta pasticciando oltre il dovuto, e soprattutto non può farlo quando è sbilanciato, perché poi rischi veramente l'osso del collo. Poi per carità qualche palla persa ce l'ha anche Viareggio, come questa, certo. Solo che in questo caso ha fruttato solo un fallo da 5 secondi. In precedenza invece Bassano stava concedendo un contropiede. Tra l'altro va detto che adesso si nota che è la prima giornata da una particolare, cioè che da un particolare che tutti i coach, cioè i due coach, stanno cercando di sfruttare tutti i time out a favore, perché vogliono cercare di registrare quello che si può e indicare la retta via a tutti quanti e correggere in corsa quello che c'è da correggere. I due da un minuto, i due da 30 secondi. Esatto. E quindi c'è la volontà proprio di essere presenti e accompagnare la squadra fino all'ultimo. È normale, è anche la prima di campionato. Guai se non fosse così, infatti. Un'assistenza continua della squadra è dovuta. No, è esattamente così. E ricordiamo adesso, ultimi 2:49 del tempo, Bassano e Viareggio sono sull'1-1, dopo i lampi dei due gol in botta e risposta ci sono state diverse occasioni da una parte e dall'altra, occasioni che evidentemente non sono state sfruttate perché il punteggio è rimasto invariato, però la gara è stata indubbiamente appassionante, ma non solo godibile, proprio un ping pong di emozioni continuo, e quindi assolutamente da seguire, da vedere, con due squadre che, anche se nel ranking erano state collocate distanziate tra di loro, al momento si equivalgono molto. Questa differenza non si è vista. E pur vera una cosa, Viareggio storicamente è squadra che emerge più tardi durante la stagione.
probabilmente perché è abituata ad arrivarci in fondo alla stagione. No, non è il caso di Bassano, che in questo momento commette il quarto fallo, anzi il quinto. Quinto fallo Bassano, 4 di Viareggio, 2:24 da giocare in questo Viareggio con una primo doppia tempo. punta. Adesso sì, Muglia e Danna ad a cercare alternarsi, di, quindi infatti, a cercare di le deviazioni. colpire e cercare anche il vantaggio. Prova a sfondare in questa maniera Francesco Dolce. Poi due difensori più posati come Cinquini Certo. e Montigel. Qui era una buona giocata di Davide Piroli che cercava di servire Rocklisa. Vediamo ancora l'attacco di Piroli. Questa volta il signor Ruggeri si accorge che c'è l'intervento irregolare di Barozzi. E quindi siamo punizione all'angolo basso. Punizione appunto per Bassano, 1:45. E il contorno, diciamo, delle curve che si fanno sentire entrambe, c'è molto passione e coinvolgimento per entrambe le squadre. La botta da fuori, poi la pallina è stata alzata e adesso sarà Viareggio che va in fase offensiva con Cinquini alla meglio subito Crespo. Samuele Muglia a disimpegnarsi dietro a porta. Attenzione, classica conclusione di Fernando Montigel che con una selva di gambe. Fuori. Esatto. Fa buona guardia Davide Pertegato. Qui Davide Piroli si infila in un imbuto. Ha rischiato, sì, un po' troppo, ha preteso troppo da se stesso. Ultimo minuto di gioco in questo momento del primo tempo, 1-1. Va in attacco Viareggio, c'è Montigel che chiama allo schema i compagni, poi porta pallina, prova di nuovo a servire, riesce l'anticipo, attenzione, e c'è il gol. Grande giocata di vantaggio Viareggio con una gran giocata, dato non è riuscito l'anticipo difensivo di Bassano ed è stato punito. Samuele Muglia assist al bacio per Romeo Danna, numero 11 Danna, quindi al 24:14 ha trovato il gol Romeo Danna. Peccato, Bassano doveva e poteva arrivare alla pausa in parità. Sì, chiaro. Anche per quanto ha fatto l'avrebbe meritato. Ma... Sì, lì purtroppo non è riuscito l'anticipo difensivo e Muglia è stato lesto a servire. Infatti. Giusta l'intuizione di Francesco Dolce di mettere la doppia punta. Certo. Ha pagato subito. Direi. Attenzione Rocklisa, vediamo se riesce a rimediare. Anche un gol di scarto, ma bella questa giocata. Gran parata, gran intervento Barozzi col braccio di richiamo. Mamma mia, cosa ha fatto? Questo è un gran intervento di Rocklisa di questo campionato. Gran parata di Barozzi su Rocklisa, che ha referto a una paratissima proprio di Barozzi, una traversa, quindi sicuramente aspetterà occasioni migliori per trovare la sua prima rete. Ultimo secondo, finisce adesso il tempo. Peccato. 2-1 Viareggio, le reti appunto di Geppi Selva e Danna che hanno ribaltato l'1-0 istantaneo di Crespo, e quindi con questo 2-1 parziale si chiude il primo tempo. A risentirci tra una manciata di minuti. A più tardi.
che riparto, ragazzi. Occhio che apro. Quando volete. Si riparte adesso il secondo tempo tra Bassano e Viareggio. Il primo tempo si è concluso col Viareggio avanti 2-1 grazie alla rete di Romeo Danna a 46 secondi dal termine della prima frazione, che ha rovesciato il vantaggio iniziale di Victor Crespo e il pareggio immediato di Geppi Selva. C'è un pericolo portato proprio dal Viareggio sotto porta. In Montigella ha maniera cercato Romeo Danna. Romeo Danna particolarmente ispirato. Sì, un po' pertecato, un po' l'asta, hanno respinto l'assalto del CGC. È partito a sprombattuto la squadra di Francesco Dolce, vuole chiuderla. Vuol provare almeno a fare il break o l'allungo che potrebbe mettere, se non una pietra tombale, una seria ipoteca sul bottino serale. Bassano ha fatto entrare Mattia Baggio al posto di Rocco Lisa, terminale offensivo, sarà lui probabilmente la punta. Sì, per provare ad allargare le rotazioni. Il sesto giocatore di movimento utilizzato da Gaetano Marozzi, che ha a disposizione anche Andrea Poli. È vero, che viene dall'esperienza di Modena in A2. Si prova Piroli. La conclusione buona, piazzato Barozzi. Sì. Giocati 1 minuto e 22 secondi di questo secondo tempo. E adesso manovra Montigel, poi Danna. Ancora la palla vagante, si è avventato Montigel. Su una carambola Montigel ha provato Pertegato ci ha messo una pezza, Cinquini va a recuperare sfere, pressato da Candanedo. Sulla sua conclusione respinta da Pertegato. Qui Viareggio sta alzando i ritmi. Certo. Giocate a 2 tocchi molto belle, efficaci. Probabilmente ha messo l'uomo davanti alla porta, sta dimostrando che non si arriva in finale scudetto a caso. Assolutamente. Caduto Geppi Selva, fallo di squadra. Sesto fallo di Bassano contro il quarto di Viareggio. Sì, buona la prova di Viareggio. Bassano comunque ha tenuto botta, come si suol dire. Certo, fino adesso sicuramente. Qualche inclusione un po' sfortunata. Però direi che ai punti Viareggio il vantaggio l'ha legittimato proprio secondo me con questa partenza, soprattutto con questa partenza del secondo tempo. L'ha più che mai legittimato. Se prima poteva starci il pareggio, con questa partenza subito dai blocchi con grande energia e convinzione legittima il 2-1 viareggino. Ripartenza, vediamo Victor Crespo a sfidare Elia Cinquini, la conclusione con una mano la fa, però ci vuole altro per i pensieri dei portieri della nazionale. Ancora adesso c'è una pallina recuperata, persa, recupera proprio sulla pressione di Cesar Candanedo. Viareggio ha concesso la liberazione vietata, se vogliamo
usare un termine consono Baggio non ad arriva la altri pallina. tipi di hockey. Adesso la curva prova a chiamare a gran voce la squadra. Romeo Danna esce dall'angolo, Minuti giocati esattamente 3:30. ancora Danna un vicino palo. al punto del 3-1, particolarmente ispirato il numero 11 Viareggino. Attenzione Si qui, prova stop e tiro di Piroli. Gli è uscita lenta la conclusione, ha chiuso sul suo palo Leonardo Barozzi. Attenzione. Palla vagante, si avventa ancora Piroli, peccato. Qui Se l'è allungata. era un controllo era- da sfruttare al sì, meglio direi, e non c'è perché riuscito, però fa adesso un altro prova a recupero. recuperare. Bravo Piroli, Trova la conclusione imprecisa. e ha atteso quella frazione di secondo. Attenzione. Attenzione. Gli va di lusso, gli va di Reclamano lusso a Davide sul Garrino, Piroli. però, Infatti i giocatori di Viareggio reclamano un cartellino blu. Di Domenico ha detto che ha visto tutto, vediamo che fa. Le proteste Vediamo di... adesso, chiaramente ognuno tira l'acqua al suo mulino, come è ovvio che sia. Assolutamente. Può essere che Abbiamo dato i direttori di l'involontarietà. gara abbiano interpretato Involontario, l'involontarietà del esatto. gesto di Davide Piroli. E infatti così è. Sì, perché lui si stava rialzando in quel momento, è andato incontro, poi è chiaro, lì si tratta di sfumatura. Minuti giocati, 4-0. Diciamo che le proteste di Viareggio Viareggio si sono possono motivate. fare, sì, ed è capibile Gli arbitri anche l'hanno vista così, buon per Bassano, però se fossi un viareggino mi arrabbierei. Certo, è vero. Attenzione, ancora una palla recuperata. Bassano Piroli sta a fare capitalizzando i giri, l'intensità difensiva, la pressione alta. Va bene, buono. Adesso Anche perché recupera con fallo. nell'hockey di questi 2 ultimi anni in Italia le squadre che vogliono fare qualcosa giocano così. Settimo fallo di Bassano e quinto di Viareggio. Tanto il tabellone è andato un po' in tilt sui falli, deve riportare a 7 i falli di Bassano. Sì. E lo farà con calma, azzerato, per poi tornare a 7 contro i 5 di Viareggio. Crespo e Piroli a Comigliano dietro porta, ma non trovano spazio. Viareggio ha dimostrato una qualità nel mettere l'uomo davanti alla porta veramente notevole. Bisogna dire che Danna ha fatto danni per Bassano, attenzione. Bravo Pertegato, stava andando giù, invece ha recuperato la posizione veramente bene. Attenzione Crespo. Era una conclusione difficilissima da sventare. Quella ottima la parata di Davide Pertegato. Cesare Cannavino si fila, la conclusione murata da Romeo Danna, che si lamenta e la botta l'ha accusata sicuramente. Candanello è uno che ha la però mano riparte. pesante. Ancora Bassano a recuperare un ottimo spunto sulla destra. Da Piroli, ma murato ancora una volta. E gli uomini di classe di Viareggio sono fuori, affiorano ed emergono sempre. Uno è quello appena entrato. La curva non smette di citare a gran voce un buon la segnale. squadra, questo sì, perché hanno visto comunque l'impegno e l'abnegazione del gruppo. Recupera Candanello, riparte Bassano, vediamo. Candanello peccato, ha dato solo davanti a Barozzi, l'illusione del gol, la pallina gli è uscita larga ha la carezzato l'asta ed gli è è uscita larga, sì. Attenzione, è nato recupero e qui invece puniscono fallo di squadra. Ottavo fallo e qui a 2 dal bonus. Bisogna stare all'occhio, o meglio bastando avere la capacità di riuscire magari a impattare prima del perché bonus. Viareggio dal dischetto lungo ha grandi attori. Esatto. E quindi assolutamente è un pericolo questo alle viste. Si scivola. Sì. Ancora Viareggio in possesso di sfera, 18-25 da giocare in questa seconda frazione. Prova l'allungo. Geppi Selva ha fatto una gran giocata, ha bruciato il controllore diretto sullo scatto e bravo Pertegato.
Bravo anche Mattia Baggio nella conclusione, però riparte Viareggio. Ancora 2 contro 1. Bravo, Ancora Pertegato. Pertegato Mamma sugli mia. scudi. Pertegato, però c'è un errore. Passaggi Adesso precisi. Due c'è passaggi un po' di precisi pasticci consecutivi. che vanno sì. limati, perché Sì. altrimenti con una squadra come sì. Viareggio non te li perdona. 17-47. Esce Mattia Baggio, rientra Rocklisa. Rientra Rocklisa e si chiede adesso incisività ulteriore a lo stesso Lisa. Pista da asciugare intanto. Eh sì, stavolta l'umidità, non ci sono non ci sono appunto non filtra nulla dal tetto, perché sono stati fatti degli interventi quest'estate. Chiaro, sono interventi tampone non definitivi, ma in teoria dovrebbero assolutamente garantire, salvo chiaramente precipitazioni forti, però adesso saranno anche valutati in settimana ulteriormente. Può essere che so che c'è una squadra di tecnici che dovrà andare a fare ulteriori ritocchi. L'importante, soprattutto per la stagione delle piogge che siamo a ridosso, con l'autunno inoltrato, ottobre-novembre soprattutto, che non ci siano rischi, visto che c'erano problemi al tetto. La società si è mossa, l'amministrazione anche, vediamo. Stiamo parlando di un patrimonio comunale. Chiaro. Sono situazioni che a volte, insomma, non detto proprio terra a terra in cassa, non sempre ci sono finanze e risorse per pensare a tutto, ma questa è una problematica che si trascina da qualche mese, quindi è un bene comune da preservare. Attenzione, e Mura Pertegato, È stato anche Mattia Milani nel Bassano. Esatto, di Viareggio. Prova la azione veloce, sì. Candanedo, la coppia di stranieri. Peccato non è riuscito a girarsi. pallina con Montigel. Adesso stanno anche un po' allungando le squadre, quindi è bravissimo importante. Pertegato. Attenzione, Muglia a terra. Muglia poi si rialza. Momento vivacissimo, si sta giocando a gran forse ritmo. la partita si decide qui, nel senso che Bassano deve riuscire a impattare senza rischiare troppo, e adesso prende invece il terzo invece gol. Viareggio taglia fuori la difesa 3-1, segnato esattamente all'8:26 da Cinquini. E da come stanno esultando i giocatori toscani si vede si sono che resi conto che hanno la partita in pugno. Sì. E che comunque hanno dovuto scalare una montagna stasera. Certo. Non hanno avuto vita facile con questo Bassano, però stanno legittimando i 3 punti per ora. Vediamo se Bassano riesce a reagire e soprattutto a ripartire con l'intensità difensiva che ha caratterizzato la prima frazione e parte di questa seconda. Chiaro. Perché comunque le palline sono state recuperate, la qualità nelle conclusioni ha fatto la differenza. Sì, assolutamente. Cinquini è riuscito ad artigliare al pelissimo la sfera, sì. Poi ha fatto quel tocchetto che ha messo fuori. Vabbè, ma è stata esemplare la gestione di palla, i passaggi precisi sulla stecca a tagliare fuori la difesa di Bassano e a mettere l'uomo davanti alla porta. Complimenti alla squadra di Francesco Bocci. Attenzione, palla vagante, ancora un paio di squadra, sono 9 per Bassano. Di Candanedo. Sono 9. Adesso a 9 falli Bassano deve stare all'occhio, ma non può neanche gestire troppo questa situazione. Ci sono varie scuole di pensiero a proposito. Una di queste dice: visto che mancano 16 minuti alla fine, dritto per dritto è meglio subirlo ora. Certo. Sto 10° fallo. Certo. Anziché magari evitare i contrasti e consentire alla squadra avversaria di gestire il tempo a disposizione. È vero. Quindi avere possessi lunghi che la avvicinano al traguardo, magari meglio spenderlo e confidare nelle qualità di Davide Pertegato, certo. È un numero 1 di razza. Qui c'è un'esibizione di Samuele Muglia che dimostra il fondamentale come si esegue il fondamentale dribbling.
un altro autore di un'ottima prestazione sicuramente tra le file viareggine è Romeo Danna. Ah, sicuro, è Che stato, oltre ad aver direi che è fatto il stato- gol del 2-1 sì, a inizio ripresa è entrato, ha impresso infatti, il il suo proprio ritmo marchio sulla è partita. entrato in tutte le azioni decisive, quindi non si può dire nulla nei confronti di Danna, se non che appunto ha fatto danno per Bassano giocando un po' sul nome, ma un giocatore di qualità, assolutamente non sorprende. Time out adesso di Bassano che vuole ragionarci un po' su, non vuole restare legato alla partita, attaccato al match. Sì, aveva bisogno di un gol e poi, sì, per e ritrovare poi entrare fiducia nella corrida degli ultimi Certo, 10 minuti. certo. E questo sarebbe l'idea, o il piano gara adesso di Marozin che deve comunque anche superare il promontorio del 10° fallo possibile. Sì, intanto c'è il pit stop di Davide Pertegato con Dario Scuro, meccanico assistente è vero. di Bassano, Che va a si sistemare sta qualcosa già al preparando pattino e in al vista resto. di un impiego massimale richiesto anche ai suoi gambali. Che mai in questo momento ammirevole la curva che non molla assolutamente. Sì, è un buon segnale. Certo. È un buon segnale di una ritrovata unità di intenti qui a Bassano, di cui c'è veramente bisogno. Mattia Milani, Vittor Crespo, Rocco Lisa, Cesar Candenedo e Davide Pertegato. Questo è il quintetto con cui Marozzi inizia questi ultimi 15 minuti. 14:54 per la precisione da giocare. Mentre Tato Rosi nel Viareggio. Per ora seguiamo, Francesco appunto, Dolce non ha fatto entrare Cardella. No, ancora no, la fan prodigio per il momento è rimasto in panca. Seguiamo adesso Muglia. Ancora Muglia che prova anche a giocare gestendo pallina, non gli riesce il giochino. Crespo botta da fuori, Crespo fuori di poco. ci ha provato il tapin Candanedo ad andare a rimbalzo, niente da fare. Ancora Muglia, fa segno ai compagni di salire Vittor Crespo, sì. E alle viste un fallo di 5 secondi. Fallo di squadra fischiato a Viareggio, adesso è il sesto. sì. 9 falli contro 6. Peccato, ci ha provato una bella giocata di Mattia Milani dietro porta a rientrare sul palo opposto per Cesar Candenedo, che di prima intenzione ha trovato però i gambali di Leonardo Barozzi, fortunato nella circostanza, diciamolo pure. Bassano meritava forse il punto del secondo gol. Peccato. Ha provato anche Rock Lisa e Crespo. Ancora Bassano ad alzare la difesa, dall'altra parte ci deve provare, ci deve credere. Ancora Viareggio che peraltro Rocco Lisa si perde l'avversario, però attenzione, non ci si possono concedere certe disattenzioni. Più che mai, anche perché se poi perde la palla è un satanasso come il signor 9 ovvio. del Viareggio. Attenzione, c'è un potenziale 3 contro 2. È arrivato troppo sotto Barozzi. Era finito il campo lì. Bisognava chiudere un attimo prima quel dai e vai. Più facile a dirsi che a farsi. Sicuramente. Adesso ci prova ancora Crespo. Candenedo prova la botta da fuori, poi Barozzi addirittura si alza in piedi per sventare. E qui c'era un tiro in diagonale di Samuele Muglia che se avesse inquadrato la porta faceva male. Bellissima questa azione, attenzione Mattia Milani, no, peccato, bravissimo ci ha provato Barozzi. Leonardo Barozzi. Barozzi qua ha fatto veramente, qui ha fatto vedere perché si gioca in nazionale. Sì, esatto, bravissimo, questa era veramente la palla per riaprire il match. Intanto rientra Geppi Selva del Viareggio.
Peccato per Bassano. Qui il punto del 3-2 era Ci stava. a un'incollatura. Sì. Mancano 12 minuti e 18. Bassano ci deve credere. Sta Queste giocate fando i dimostrano giri, esatto. che si può provare, che si può osare. Adesso entra Montigel per Viareggio e vuole rinsaldare le fila dietro Dolce. Nel frattempo la curva meritoria è sicuramente quella di Bassano, sta perdendo 3-1 e canta, muta silenziosa quella del Viareggio che sta prendendo fiato presumibilmente. Ma lo spettacolo del Paglia Barsacchi è sempre ai massimi, infatti. è sempre ci sta. qualcosa che dà un senso a questa disciplina, Sì, ancora in Italia. No, infatti se uno Onore sicuramente alla passione di Viareggio per questo sport. Credo che non sia un caposaldo dell'intera disciplina. Viareggio ha scritto pagine esaltanti, quindi, specie in questo decennio. direi. E quindi no, ma era solo la notazione curiosa di dire, caspita, se uno entra al palazzetto adesso pensa che la squadra che stia vincendo sia Bassano e non Viareggio. Botta da fuori, ha provato la correzione. Sì. È quello che deve tentare di fare. Esatto, sta cercando a questo punto cose semplici per entrare più che mai e sbloccarsi. Qui invece gran azione, bravissimo, bravo Davide Pertegato che lascia andare in vita a non andare Bassano. Qui si fa murare. Botta da fuori, Bassano ci deve mettere anche il fosforo, non solo la grinta, chiaro. perché il tempo per rimediare c'è. E qui è stato troppo precipitoso. Sì, un po'. Stanno mettendoci eccessiva frenesia. E infatti Gaetano Marotin si sta affidando alle qualità tecniche di Davide Piroli, magari anche qualche giocata intelligente come quella del primo tempo, quando ha messo il compagno con una finta di tiro davanti a Marozzi, che ha risposto da par suo. A proposito di intelligenza, Geppi Selva va alla ricerca del passaggio sicuro, trova Fernando Montigel, attenzione, si fa su e giù, e qui l'avevo vista dentro. Sì, a un certo momento ha dato questa impressione e adesso si gioca ormai senza canovaccio tattico, tanto corri e tira. Adesso però, attenzione, passaggio impreciso. Ci sta l'infrazione, è inevitabile. 10:15 da giocare. Peccato. 3-1 per Viareggio, che ha messo la freccia sul finire del primo tempo e poi è scappato via legittimato col 3-1 nella ripresa. Vediamo adesso l'attacco di Viareggio. Danna, Rosi, Selva e Montigel. Si trovano a meraviglia i giocatori di Francesco Dolce. Perché c'è grande intesa. Passaggio impreciso di Geppi Selva interdeva a liberare Romeo Danna davanti al portiere. E adesso prova ad attaccare ancora Crespo 9-12 sul cronometro. Candenedo non ha troppo spazio, non ci ha creduto subito sul primo controllo, doveva provare a girarsi subito, ha aspettato a quel punto. Buona invece questa palla per Mattia. Peccato, passaggio di ritorno.
E qui allora c'è Romeo Danna a sfidare Davide Bravo Pertegato, che Pertegato. dice di no. Vediamo, Bassano in piedi grazie al suo portiere. Dall'altra parte Rock Lisa, e qui cade. Chiama un Fa rigore sì. che però No. l'arbitro non concede. No. Posso dire che condivido la scelta. Sì, abbiamo visto rigori ben più netti non dati, questo insomma fa parte della casistica, niente di che. Per carità, abbiamo visto anche meno, tante volte falli inferiori, però i rigori più assurdi sono i falli di pattini in aria. Ah, quello sì, quello nel modo più assoluto. Quelli fanno proprio male. Sì, quelli fanno male, sì, decisamente. Perché sono assolutamente aleatori. Sì. E a volte senza una spiegazione. A volte sono proprio concreta. casuali, Esatto. quindi fai fatica anche a frenarti su certe cose. Lo slalom di Vittor Crespo purtroppo non sortisce effetto alcuno. 7,48. E qui Viareggio può gestire. Qua puoi cominciare a procedere di conserva, Viareggio. Però con ritmi alti, e sì, questo rende ancora più difficile. È complicato per Bassano poi andare a recuperare il pallino, andare in caccia. Vediamo ancora Piroli. E ancora una volta su Leonardo Lisa Barozzi è stato bravissimo Barozzi, perché legge che bisogna chiudere il primo palo, certo, rimane lì e la palla gli arriva addosso. Bravissimo ed espertissimo. Qua sì, perché non ha fatto una mossa, è rimasto piazzato, ha mantenuto il piazzamento che serviva, Ha calcolato che l'unico esatto, tipo di conclusione che potesse arrivare nella circostanza era quella, e si è comportato di conseguenza. Si riaccende la curva Viareggina. Tempo, time out. E c'è time out in pista. Bassano Marozin che proverà a preparare l'assalto finale a 6,47 da giocare. L'anno scorso Bassano ti ha abituato a finali esaltanti. Sì, è vero, qua adesso sicuramente metteranno cuore, anima e passione in pista, grande vis temperamentale. Questo lo possiamo anche anticipare, però sai, quando anche gli altri con 9 falli sul groppone è anche poi complicato, cioè, loro possono chiuderla definitivamente, quindi Viareggio può chiuderla definitivamente. È una situazione sicuramente scabrosa per Bassano, ma non è più il momento di fare calcoli, questo è assodato. No, si deve provare fino alla fine. Comunque la prestazione di Bassano è incoraggiante in prospettiva del campionato. Questo si sapeva che partire con i vice campioni d'Italia al Palazzo della prima giornata non era semplice. Direi proprio di no, però è una cosa che si sapeva, questa è una squadra che al momento si fa apprezzare così, servirà a qualcosa. Sì, Viareggio sta meritando i 3 punti. Bassano però ha 7 minuti per provare a ribaltarla. Certo. E adesso anche la curva scende idealmente in pista per spronare i giallorossi. Peccato Mattia Milani, che non riesce un cattivo a tenere, controllo. sì. È stato controllato bene però. È una formazione a trazione anteriore con Crespo, Lisa e Milani. Assolutamente. E qui fosse stata in porta Barozzi, sì, non l'aveva vista. No, infatti. Peccato. Ci sta dando il 101% adesso Bassano. Qui invece la murano. Stanno già registrando la difesa e via. Con attenzione, Roccolisa, la parata. Insistita l'azione di Mattia Milani. Mattia Milani che prova a fare Leonardo Barozzi il falchetto. Peccato. Era una buona opportunità. Si libera bene intanto Vittor Crespo, però viene chiuso da Fernando Montigel. Peccato. Gol di Rock che Lisa. gol! Rock Lisa, Lisa l'aria aperta con la giocata più importante della serata al 19:24. Rock Lisa ha schiodato la sua
su digiuno al tabellino, è un gol alla fine meritato, ci sta. Sì, sì. 2-3, girata vincente di Rock Lisa. E allora adesso prepariamoci ad assistere a 5 minuti. Sì, 5 minuti e 29 molto intensi, perché poi c'è anche il non falla appunto di Viareggio, scatenato Milani. Sì. Si è girato bene. Sì. Possiede un ottimo fondamentale nel stop e tiri in girata. Bravissimo. È carico a palla. Diciamo che il 3-2 ci sta assolutamente. Vediamo se Bassano osa arrivare fino in fondo. Sarebbe bello. Questo nel modo più assoluto per gli sportivi giallorossi. Non ce ne vogliano i supporter di a parti invertite sarebbe accaduto la stessa cosa, quindi non ci mancherebbe altro. È una gara comunque intensa, dimostrazione che vince comunque l'hockey, e chi sta a casa, questa sera sbaglia sempre. Possiamo dargli moderatamente torto. Sì. Attenzione qui, Romeo Danna ha un passo da chiuderla. E invece c'è un'opportunità per Bassano Rock Lisa, attenzione. Gran botta, ci prova, peccato. Ha stoppato sul più bello, poi recupera. Ancora Murata. Sul piano del cuore dell'abnegazione. Che si sta sostituendo il suo estremo difensore, ne ha già preso un paio addosso. Sul piano del cuore dell'abnegazione questo Bassano è da 10 lode già adesso. Sì, poi sì. Chiaro che di fronte non hai degli sprovveduti, hai gente di livello, finalista come il suo portiere all'ultimo barrage scudetto. Anche qui senza problemi. 4-0-3 da giocare. Chiaro che adesso Bassano deve prendersi dei rischi, perché ci sta, specie con 9 falli. Ma c'è tempo, sono 4 minuti, certo. Ci sono possibilità, a meno che Viareggio non decida di metterla in ghiaccio. Allora, se comincia a giocare sui 45 di cronometro, allora diventano le possibilità vanno a diminuire. Adesso tutto il palazzo spinge Bassano. Chiaro che Bassano è anche più frenato nell'aggressività difensiva, vorrebbe schivare il 10° fallo. Sì, c'è anche questo problema, sicuramente. Intanto però c'è un possesso per la squadra giallorossa. E c'è un time out. E ancora Bassano che ci vuole parlare un po' su, c'è alcun cambio, entra Candanedo per Milani. Vuole sicuramente, certo, esperienza, ma anche carica emotiva e fisicità. Però Mattia Milani non ha fatto male. No, tutt'altro, anzi, personalmente a me è piaciuto molto, perché ha dato il massimo. Lui è inserito da guastatore scelto, si è inserito su tutte le occasioni pericolose, è data tanto così dalla marcatura anche in un paio di occasioni, quindi è un giocatore che abbiamo lasciato giovane in divenire. Adesso non voglio dire che è un giocatore fatte e finite già pronto, ma sicuramente molto più preparato di prima. È un classe 98 ed è il momento di giocare in prima squadra. Più che mai a Bassano, esatto. E adesso prepariamoci a 3 minuti e 22 sicuramente incandescenti, con possesso per Bassano. Qualche problema con la sirena? Sì, c'è la sirena che sta andando per i cavoli suoi, detto proprio cordialmente. Sì. Attenzione, pallina persa banalmente però da Crespo. Sì, Crespo non ha ripetuto il gran primo adesso tempo. Prova infatti a recuperarsi. Sta per fare un recupero Rock Lisa. Sì, ce l'ha fatta, adesso poi ovviamente si allunga Sfera. Vediamo ancora. Peccato. Non è arrivato subito l'anticipo, esatto. Qui Bassano non va al contrasto per il 10° fallo, però Viareggio qui può giocarsi i suoi 45 secondi di possesso. Sì. Attenzione. Infatti. Ed è questo che infatti ha chiesto Francesco Dolci, immaginiamo. 2:31. È prossimo a esaurire il tempo per andare al tiro, Bassano non deve fare il 10° fallo adesso. Certo. Non fare il fallo adesso e la recupera e riparte Bassano. Candanedo per Crespo, Piroli. Candanedo cerca una conclusione a sorprendere, una sorta di pallonetto liftato, niente da fare. 2:07. Eccolo. No. E Viareggio giustamente
cerca trova di a congelare congelare il possesso, ovvio. però C'è una pallina buona rubata persa. di Vito Crespo. Attenzione, cade. Non Non viene fischiato nulla. No, qui Ruggeri non è uno di manica larga a No, no. concedere i rigori, te lo Vero. posso No, confermare. no, ricordo bene, non ha statistiche alte su questo fondamentale. Murata la conclusione. Ci ha provato Peccato. Troppo Crespo, lenta, attenzione, troppo 1,29 da giocare. E attenzione, e si infila Fernando Montigello e qui in realtà un passo da chiuderla. 1,15. Sta sirena che dà Fastidio. Sì, perché confonde. alla grande, è un problema. Tutto il palazzo Bravo, spinge Bassano. bravo Davide attenzione. Piroli, peccato, gli è perso ritornato. È l'attimo. stato bravo Montigello che era stato sbilanciato, ha ritrovato il guizzo difensivo per andarlo a disturbare all'ultimo. Ultimo minuto. Peccato. Andiamo con Davide. Bella la finta di tiro, dai Davide. Conclusione, gran parata doppia di Barozzi occasione. su Lisa, gran parata di Barozzi a 40 secondi dalla Sì, fine. sulla prima conclusione anche di Davide Piroli, qui cade Vito Crespo, vediamo. Fallo a Bassano. 34 secondi e 4 decimi. Vediamo se Sarà un farà time uscire out. il portiere. Manuzzi. Può essere che scelga questa soluzione. Settimo fallo di Viareggio, 9 di Bassano. E possesso di Bassano gli ultimi 34 secondi, andrà a prendersi dei rischi, inevitabile. Prestazione comunque caparbia, maschia di Bassano, è questo tipo di squadra che si vuole vedere sempre in pista. Assolutamente. Comunque vada, Bassano ha sfoderato una prestazione incoraggiante per il prosieguo della stagione. Giocando così i punti non possono non In arrivare. modo più assoluto. ...34 secondi e adesso Possesso per Bassano sarà l'ultima pallina. È chiaro che la scelta di Marozzini è quella di giocare senza l'uomo di movimento. Forse un grappolo con due davanti alla porta a far velo per non consentire a Barozzi di vedere la conclusione. Vediamo. Fuori misura la conclusione. Sì, adesso ci ha provato. E adesso proverà a Viareggio tenere pallina Viareggio fino in fondo, 22 secondi. È così. 15 secondi. ...8 secondi, recupera pallina Vediamo Bassano se e l'ultimo Vito Crespo assalto, riesce a 6, provarci. 5, sembra la conta, troppo tardi, è ormai difficilissimo, Finisce un qua. secondo, finisce qui. 3-2 del Viareggio, attenzione, c'è un contrasto occasionale, infatti si ritorna subito a fare le persone per bene tra Crespo e Cinquini, è stato un contatto appunto fortuito. Vince il Viareggio 3-2, squadra caparbia al Viareggio, squadra caparbissima a Bassano che ha un po' meno qualità, però è una gara che ha premiato i 3 punti, quei 3 punti Viareggio, e Bassano esce con delle certezze e delle consapevolezze in più, anche se poi la classifica piange da subito, ma con questa intensità Bassano credo forse se la possa giocare. Sì, il tempo per rimediare c'è, a patto di continuare con questa intensità e questa voglia che sta accattivando le simpatie del pubblico, la curva senz'altro, speriamo anche Del resto del palazzo. Ed era Grazie. quello che voleva Bassano e soprattutto coach Marozzin. Signori e signori, da parte mia buonasera, a risentirci tra 15 giorni, il match col Follonica. Grazie e buona serata.